Il Fiume Discolo è un progetto editoriale nato dalla creatività di una dottoressa vicentina durante il lockdown della primavera 2020. Lei è Maria Sogaro. Allora, io mi chiamo Maria Sogaro, sono un medico, una mamma, una moglie e nella vita mi occupo di solito appunto di medicina, non di libri e letteratura, però sono sempre stata una grande lettrice e ho una figlia che segue le mie orme, una bimba di 7 anni che legge molto. Era pieno lockdown, le serate a casa erano lunghe, senza più gli amici, il tempo per gli amici, e mio marito mi ha spinto a scrivere. Era un sogno nel cassetto, sempre detto, prima o poi, e lui mi ha spinto, mi ha dato l'idea della storia, del libro, e l'abbiamo pensata insieme per nostra figlia che ha 7 anni e durante questo lockdown era a casa dalla prima elementare. Quindi io ho scritto, mio marito ha pensato, man mano mi dava degli spunti ed è stato tutto per nostra figlia, appunto, per distrarla un po', per darle una storia, qualcosa che la facesse sognare in questo periodo un po' buio. La protagonista del libro si chiama Anna, appunto come nostra figlia, e parla di mondi diversi in cui Anna entra attraverso un fiume. Ho scelto l'acqua per farle fare questo viaggio perché è il simbolo del cambiamento, ecco. E ogni volta che lei esce in un mondo nuovo lo trova modificato per un particolare rispetto al suo. Sono mondi diversi, in uno manca il colore verde, in uno manca la forma della ruota e non vi racconto di più. Anna cerca di tornare a casa, riesce a tornare finalmente a casa nonostante il fiume, che è Discolo, la porti continuamente in mondi nuovi, nel momento in cui si rende conto che non deve cercare di cambiare questi mondi per renderli uguali al suo, ma deve accettarli così come sono. In quel momento lì riesce a tornare a casa e riabbracciare i suoi genitori. La collaborazione con Luisa è nata naturalmente. Luisa è mia cognata e ha sempre fatto quadri, disegni per la famiglia. Mi è sempre piaciuto moltissimo il suo tratto, lo trovo molto espressivo e le ho chiesto quasi per scherzo se poteva fare dei disegni. Il libro all'inizio era pensato per mia figlia, per sua nipote, non per essere pubblicato, e lei si è lanciata subito in questa avventura. Non può essere qui con noi oggi, ma ha lasciato in sua vece una sua tavola che secondo me è bellissima. È una delle tavole finali del libro e mostra la famiglia riunita e secondo me è veramente molto, molto espressiva. Ha usato il tratto in bianco e nero, è più semplice secondo me, più immediato per i bambini, è adattissimo a una storia per ragazzi. Allora, credo di aver stupito un po' tutti, nel senso che i miei amici, chi mi conosce bene, comunque non se lo aspettavano, nel senso che di solito le persone di scienza sono molto coerenti e restano, diciamo, scientifiche fino alla fine. Io credo invece che dietro a ogni persona di scienza ci sia una persona di umanità, di grande umanità, e deve sfogarsi in qualche modo, questo deve prendere una strada, altrimenti, diciamo così, rimaniamo imbrigliati. La mia strada, il mio sfogo è assolutamente scrivere, è sempre stato così fin da quando ero piccola e lo trovo una parte di me. E mi piace aver stupito, però chi mi conosce intimamente sa che questo è sempre stato nel mio cuore.